Amici di Directa Sport, buonasera da Porto Torres, perché parte oggi una grande 2 giorni di box internazionale e lo fa da qui, da Porto Torres, in ring allestito in piazza Garibaldi per quella che sarà una delle più importanti serate della box. Una box importante perché c'è anche una dedica particolare per il premio Memorial Maria Grazia Biccheddu. Ne parleremo ampiamente in questo pre di una serata che vedrà scendere sul ring 10 match con una 20 boxer che si sfideranno in questo ring, ma ci sarà anche per domani un'altra grande giornata, sempre qui da Porto Torres, sempre qua per la box giovanile. Oggi si parte con il più importante serata della Sesa Boxing Group e la Summer Sesa Boxing Group, il primo Memorial Maria Grazia Biccheddu, e sarà qua in collaborazione con il boxing team di Tore Eritu di Sassari, con l'organizzazione di questa manifestazione della Sesa Boxing di Porto Torres, un meeting internazionale che prevede tanti match importanti. Sono i 6 match di dilettanti tra gli atleti emergenti di 2 nazionali, l'Italia e la Svizzera. Ecco perché il carattere internazionale di questa grande serata di box. E allora adesso c'è qua sul ring, sulla piazza, la presentazione di questa serata, con una serata, dicevamo, dedicata al primo Memorial di Maria Grazia Biccheddu. Fra poco inizieranno i combattimenti fuori programma. Intanto stasera con i primi a sfidarsi sono Pietro Sanna della NO Academy contro Alessandro Cafaro della ASD Elmas Box, e la categoria junior 66 kg con le 3 riprese da 2 minuti. Ed eccoli che si stanno anche avvicinando nel ring allestito qua nella piazza, con una serata, dicevamo, dedicata al primo Summer Sesa Boxing Group del Memorial Maria Grazia Biccheddu. A seguire ci saranno altri importanti match. Si sfideranno Cioca Alexandru Cosmin del Boxing Club El Dipinto e Nicola Marras del Boxing Club Cagliari Elite 57 kg. Anche qui le riprese saranno 3 da 3 minuti. Poi a seguire con Ivan Mazzone della Box Ozieri Tore Dettori, che si scenderà sul ring per affrontare Antonio Barbagallo della SD Turris Martellini. Il quarto match della serata con Giulio Marras del Boxing Club Sassari contro Federico Cherchi, lui della SD Wheelchair Box. Per il match a seguire sarà il quarto della serata, Elite 64 kg. Sul ring ancora dopo Francesco Porcu della SD King George Box, la categoria è quella junior 67 kg, che affronterà Mattia Spada a SD Turris Martellini. Il sesto match, allora si entra poi ancora più nel vivo di questa serata, Matteo Virdis della BC Cagliari per l'Italia contro Marco Masia del Sesa Boxing. Sarà una sfida Elite 69 kg, una sfida tutta in famiglia, tutta italiana. A seguire ancora invece il confronto tra Italia e Svizzera, l'Italia con il team Eritu di Filippo Minniti, che affronta Jared Cacciola del BC Locarno, proprio il team svizzero. A seguire ancora siamo all'8º match della serata
con Quadri Mohamed Hossein del BC Riazzino della Svizzera, che affronta Giuseppe Nardi della Sesa Boxing, il pugile di casa, che sarà anche lui uno dei volti più importanti con la categoria 57 kg per i pugili di casa. Poi il nono match, che è quello di Tariq Seik del BC Locarno, anche qui il team svizzero, contro Gabriele Cau dell'SD Elmas Box. Per l'Italia si tratta della categoria junior 75 kg con il penultimo incontro. L'ultimo incontro della sera sarà quello di Tiago Pugno della BC Riazzino per la Svizzera contro Jonathan Rubino dell'ASD King George Box, anche lui con il decimo incontro, e quello Elite 60 kg. Allora ancora qualche minuto in attesa che poi riprendano si inizi con la serata, si inizi con questo con il primo match, il primo incontro della sera per questo Summer Sesa Boxing Group, il primo memorial, dicevamo, grazie a Bicheddu. E allora noi ci fermiamo giusto per qualche istante, ma ritorniamo qui fra pochissimo, quando inizierà la cerimonia, inizieranno tutti i match i combattimenti della serata. Allora state con noi, a brevissimo ritorneremo in diretta sul ring qui a Porto Torres. Attenzione, l'arbitro ufficiale. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Allora eccoci tornati in diretta da Porto Torres, ed è qua quasi pronti i due pugili della serata. Il primo incontro con, dicevamo, categoria junior 66 kg, Pietro Sanna in rosso con l'angolo rosso del boxing club della NO Academy, che sfida Alessandro Cafaro della SD Elmas Box all'angolo blu. Dicevamo i due giovani che aprono questa serata, aprono i match di questa manifestazione, una manifestazione lunghissima. Sono tanti gli incontri della sera, ma da non perdere anche gli incontri di domani. Domani sarà dedicato ai giovani. E allora si parte con la prima ripresa, con i due pugili già pronti per incontrarsi sul centro del ring. Dicevamo angolo rosso Pietro Sanna contro Alessandro Cafaro. Tre riprese da 2 minuti, subito molto attivi al centro del ring. Qua prova con il destro Cafaro, buono scambio. Entra poi con il destro Sanna, ancora lo scambio destro-sinistro. A vuoto Sanna, prova Cafaro a farsi vedere. Ancora lo scambio con attivo Sanna, ancora pugile della Neo Academy. Il tentativo di scambio tra i due, la risposta che prova a darla anche Cafaro.
prova entrare ancora con la sua guardia, ancora il tentativo di Sanna a bersaglio e poi Cafaro entra bene 2 volte. Ancora ultimi 10 secondi della prima ripresa. Eccoli qua, finisce la prima ripresa con i 2 pugili che vanno a sedersi nei loro angoli. Siamo sull'angolo rosso di Pietro Sanna, la Neo Academy, con il suo staff, il suo coach che gli dà, il suo maestro che gli dà le indicazioni per affrontare questo secondo round. Sono 3 per questa categoria nel primo incontro, 66 kg. Intanto va ancora con i 2 pugili che sono pronti per tornare al centro del ring per la seconda ripresa che parte adesso. Ancora Cafaro e Sanna sul centro del ring. Entra adesso Sanna con il destro, la risposta di Cafaro, e poi ancora con il destro, ci prova con il gancio e poi il montante, ancora lo scambio di Sanna, si allontana dalla guardia, restano sempre molto vicini, poi lo scambio anche al corpo, Cafaro che prova ad allontanarsi, prova anche col montante. Ancora attivi al centro del ring i 2 pugili, come Cafaro che sembra essersi ripreso dopo un buono scambio di Sanna. Ancora molto movimento. Prova a studiare ancora con il sinistro Sanna. E poi Cafaro. Ci provano ancora adesso con il montante al corpo Sanna. Ci prova. Ultimi 10 secondi della seconda ripresa. Finisce qua anche la seconda ripresa con il gesto di intesa tra i 2 pugili, con gli applausi della piazza gremita per questo primo match, il primo incontro della Summer Sesa Boxing Group, il primo Memorial Maria Grazia Biccheddu, qua che va sull'angolo blu con le nostre immagini curate da Raffaella Perra, con l'angolo di Alessandro Cafaro. ASD Elmas Box per il pugile, ha avuto qualche difficoltà nei primi 2 round. Ancora pochi istanti con Cafaro che è già pronto per ritornare al centro del ring. Arriva la terza e ultima ripresa con eccolo il gesto tra i 2 boxer. Si parte ancora per questi ultimi 2 minuti del primo match della serata. Prova ancora con il tentativo per tenere a distanza il suo avversario, poi prova con il destro Cafaro,
poi Sanna a entrare, ancora lo scambio destro-sinistro. Ancora prova a muoversi sul perimetro Sanna, seguito da Caffaro. Per cercare di mettere a segno qualche colpo più incisivo Caffaro. Sembra comunque attivo anche lui. Prova a entrare Sanna 2 volte con il destro, con il jab, per tenere più distanziato il suo avversario. Prova sempre con il dritto. Tanto c'è il time dell'arbitro che chiama una piccola ferita probabilmente per Caffaro al naso. Tutto a posto, si può ripartire per questi ultimi scampoli del primo match. Ancora entra Sanna. Ultimi 10 secondi del match. Ancora lo scambio, ancora Sanna a trovare il bersaglio e finisce qua il primo match della serata della Summer Sesa Boxing 2022 con Pietro Sanna, angolo rosso, e Alessandro Caffaro dell'SD Elmas Box. Si andrà adesso al giudizio da parte dei giudici. E allora si vedrà fra pochissimo quale sarà il verdetto. Tra i due pugili è tutto pronto, manca solo il giudizio. Vince ai punti Pietro Sanna della società sportiva Academy Sassari, con i due pugili che si abbracciano per la fine di questo primo match della serata, con il primo vincitore ai punti Pietro Sanna. Ricordiamo, la categoria era junior 66 kg. E allora manca ancora poco prima di vedere il prossimo incontro, l'incontro che porterà davanti Nicola Marras del Boxing Club Sassari contro Cosmin Cioca Alexandru del Boxing Club El Dipinto. La categoria è la Elite 57 kg. Anche qui saranno 3 le riprese. Intanto è già pronto l'arbitro Gavino Manu di questo primo incontro per Cosmin Alexandru Cioca e Nicola Marras, che stanno per entrare sul ring dopo la vittoria di Pietro Sanna nel primo incontro. E allora, con i due pugili che vanno fra pochi istanti a posizionarsi sul centro del ring. Allora, angolo rosso per Cioca Alexandru Cosmin. Nicola Marras è l'angolo blu per Boxing Club Cagliari. La chiamata dello speaker della serata, con i due pugili che adesso vanno a salutarsi. Per Nicola Marras del Boxing Club Cagliari, con il blu, l'angolo blu per lui.
entra subito con il sinistro Marras. Tiene alta la guardia, la difesa Cosmin. Prima fase di studio tra i due pugili, dopo un ingresso sul ring molto deciso di Marras. Adesso prova a lavorare al corpo Cosmin Ciocca Alexandru. Ancora lo scambio, prova ancora Marras, viene richiamato però dall'arbitro, l'arbitro Gavino Mannu di Porto Torres. Si va subito con ancora un altro tentativo da parte di Cosmin Alexandru. Siamo agli sgoccioli di questa prima ripresa, 3 minuti a ripresa per questa categoria Elite 57 kg. Ancora fase di studio, ultimi 10 secondi, prova ad uscire dall'angolo con uno scambio. Tiene sempre comunque la guardia ben chiusa Cosmin Alexandru. E finisce qua il primo round di studio. Con questo secondo incontro della serata, con sul ring Cosmin Ciocca Alexandru, Boxing Club El Dipinto, all'angolo rosso dall'altra parte Nicola Marras, Boxing Club Cagliari. Questa lunga serata, il secondo incontro dei 10 previsti. Il clou arriverà poi con le sfide Italia-Svizzera negli ultimi 5 incontri. Intanto si può ripartire fra pochi istanti per ritornare al centro del ring per i due pugili. Si va con la seconda ripresa. A tenere bene, una fase molto delicata con i due pugili che non vogliono scoprire troppo la guardia, con anche gli attacchi. Ancora a vuoto Nicola Marras. Richiamo dell'arbitro, ma si può ripartire di nuovo. Ancora a vuoto Marras. Tiene sempre buona difesa
il pugile del Boxing Club El Dipinto. Chiude sempre bene, adesso prova con il gancio sinistro Marras, 2 volte in uscita, niente di trascendentale comunque. Adesso fa nell'angolo Marras, non convinta comunque l'azione di Cosmin Alexandru. Ancora a vuoto Marras, più attivo sempre il pugile del Boxing Club Cagliari, ma non riesce a trovare i colpi giusti. Prova ancora con il sinistro, prova a tenerlo all'angolo, adesso Ciocca Alexandru. Marras si libera sempre abbastanza agevolmente. Prova con il sinistro, questa volta trova il bersaglio. Anche Ciocca Alexandru. Ultimi 10 secondi della seconda ripresa, prova ancora con il sinistro Marras, 2 volte, sempre un po' più attivo. Finisce anche il secondo round con i 2 pugili che vanno nei loro angoli, hanno necessità di parlare con i loro allenatori. Anche qua il coach di Cosmin Ciocca Alexandru dare indicazioni al suo pugile in questa fase dell'incontro. Si aprirà adesso la terza ripresa del secondo match della sera. Con 20 secondi. Intanto si è già aperta la terza ripresa con adesso Alexandru che ha provato a mettere all'angolo Marras, si è liberato bene il pugile del Boxing Club Cagliari ed è richiamato per un attimo. Ancora all'angolo Marras. Adesso con il destro ci prova, sempre buona la difesa di Cosmin Ciocca Alexandru. Adesso legano i 2 pugili. Sempre al centro, tiene sempre molto il centro del ring, il pugile, l'angolo rosso del Boxing Club El Dipinto, con Marras che prova sempre a girare attorno, adesso prova col sinistro, anche con il destro, ha trovato il bersaglio Marras, prova ancora con lo scambio, sempre in uscita dai colpi, ancora con il sinistro.
entra ancora con il sinistro e poi anche il sinistro con il gancio, però c'è anche l'arbitro che interviene, accusa un colpo più verso la nuca Kuzmin Alexandru. Tutto a posto, si riparte, gesto d'intesa ancora tra i due pugili che tornano al centro del ring, ancora un richiamo. Tenere sempre l'angolo Marras e poi provare ad uscirne con gli scambi destro-sinistro. Ultimi 10 secondi del match, ancora Kuzmin a legare e finisce qua la terza ripresa, finisce anche il match con i due pugili che vanno a salutare i rispettivi angoli, con Kuzmin Ciok Alexandru del Boxing Club El Dipinto e Nicola Marras, Boxing Club Cagliari. La categoria era Elite 57 kg e quindi si potrà ripartire a breve, ma nel frattempo adesso la parte più importante con i giudici che dovranno dare il verdetto. Anche qua si va ai punti per capire quale sarà Attenzione, annunciamo il verdetto. Ecco qua il verdetto ai punti. Nicola Marras ad alzare le braccia al cielo di Porto Torres per la vittoria nel match. Niente sorprese per questo match, con Marras che è entrato più deciso sul ring, è salito sul ring più deciso, si è visto in queste tre riprese. Buona comunque anche buono l'incontro di Ciok Alexandru, che però deve abbandonare il ring da sconfitto, con Nicola Marras a prendersi la vittoria. Allora, con queste immagini fra poco si torna di nuovo sul ring per l'altro combattimento, il terzo della sera, Youth 57 kg, angolo rosso Ivan Mazzone, box Ozieri, Torre dei Tori, all'angolo blu Antonio Barbagallo della ASD Turris di Martellini. Mazzone Ivan. All'angolo blu della società sportiva Turris Martellini Porto Torres, guidato all'angolo dagli insegnanti Cristiano Mati, Raimondo Usai, Barbagallo Antonio. E allora si va con la prima ripresa del terzo match qua sul ring. Ivan Mazzone, angolo rosso, contro Antonio Barbagallo, angolo blu. Subito lo scambio, partenza però
importante dei due pugili. Provano ancora con lo scambio, entrano tutti e due, sia Mazzone che Barbagallo. Ancora Mazzone, poi va anche a legare il suo avversario. Barbagallo che dà anche qualche centimetro d'altezza rispetto a Ivan Mazzone. Intanto l'arbitro che va ancora a parlare con i giudici e gli arbitri. Con i due pugili che sono adesso nei angoli opposti, c'è qualche problema forse sul ring di cui si è accorto l'arbitro, ha fatto vedere c'è forse un piccolo problema proprio nel centro del ring. Con il fondo del ring che forse ha qualche problema. Con il ring allestito qua in Piazza Garibaldi. Adesso ci sarà da capire se riusciranno a intervenire il prima possibile per sistemare il ring, per non dare problemi ai pugili mentre si affrontano sul ring. Ancora qualche piccolo problema, sarà sicuramente superato a breve. Ancora con gli addetti a sistemare il ring in questo piccolo intervallo con l'arbitro. Che adesso fa ripartire i due pugili, dovranno trovare subito la concentrazione per ripartire da dove si erano interrotti. Un avvio subito sprint per entrambi i pugili. Li ricordiamo all'angolo blu Antonio Barbagallo, dall'altra parte Ivan Mazzone all'angolo rosso. Con il destro ancora due volte Mazzone. Ancora prova a mettere all'angolo l'avversario, cerca di vincolarsi, che è l'intervento dell'arbitro. Prova adesso Barbagallo con Mazzone che prova a legare per tenere il suo avversario. Con il sinistro ancora Mazzone. A vuoto Mazzone, si muove Barbagallo.
per alleggerire la pressione di Mazzone e le sue sortite. Ultimi 10 secondi per questa ripresa. Prova Barbagallo, si muove molto con il busto. Mazzone prova a chiudere il primo round. Barbagallo con l'intervento su Mazzone, che si è riuscito ad allontanare per tempo. Finisce il primo round. Buoni secondi. Tornano verso il centro del ring Mazzone e Barbagallo. Seconda ripresa, anche qui 3 riprese a 3 minuti. Destro di Mazzone con Barbagallo che si allontana verso le funi, poi di nuovo al centro, ancora con Mazzone il sinistro 2 volte, con ancora Barbagallo alle corde e poi a distanziarsi per tornare subito al centro del ring per Barbagallo, che prende anche il destro di Mazzone. L'intervento dell'arbitro, chiedere attenzione ai colpi con il guantone. Sempre molto mobili i due pugili. Ancora vuoto Mazzone, poi Barbagallo prova a rispondere. Prova ad attaccare ancora Barbagallo. Entra con il destro Mazzone, efficace in questa fase il pugile del box Ozieri Torre dei Tori. Poi Barbagallo a rispondere, va ancora Barbagallo, lo scambio destro-sinistro, poi Mazzone prova a replicare. Pugile l'AS di Turris Martellini, però adesso deve essere allontanato. C'è l'arbitro che fa ripartire il match. Finisce con la seconda ripresa. Gli applausi del pubblico di casa, tutti per Antonio Barbagallo dell'AS di Turris Martellini. Questo invece Ivan Mazzone nella box Ozieri Torre dei Tori, anche lui il giovane
15 secondi. Per questo terzo round che si sta per aprire. Eccola qua, terza ed ultima ripresa, si decide tutto per questo incontro, il terzo della serata. Sale anche il tifo del pubblico di casa per Barbagallo. Ancora prova Barbagallo col destro, prova a rispondere anche Mazzone. Fasi cruciali per chi ne ha di più. Mazzone con il destro è entrato bene su Barbagallo, che però vuole subito replicare, allora lega Mazzone. Prova Barbagallo con il sinistro e poi con il destro in uscita. Mazzone, quando sente i colpi, tende a legare, ad abbassarsi. C'è anche il richiamo dell'arbitro. Allora va ancora il pugile, l'angolo rosso, a tenere il suo avversario nell'angolo con gli allenatori, coach di Barbagallo, a incitarlo per dare tutto in questo finale di match. Terza ripresa, siamo nella seconda parte della terza ripresa. Barbagallo a entrare con il destro, Mazzone un po' in difficoltà, però si divincola con la sua mobilità. Ancora Barbagallo prova l'iniziativa e poi con il destro Mazzone, sentito da Barbagallo. C'è anche l'intervento dell'arbitro. Destro Mazzone, con il sì, ancora il destro, con difficoltà adesso Barbagallo. Il time chiesto dall'arbitro, che va a richiamare ancora una volta Mazzone. Questo è un richiamo per lui. Intanto Barbagallo prova a scuotersi dopo aver subito il destro prima di Mazzone, che prova a continuare sempre con il suo destro. Ancora Barbagallo però provare a divincolarsi, poi con il sinistro ancora Mazzone a lavorare, risponde Barbagallo. Adesso si è acceso il match, ultimi 10 secondi della terza ripresa, quella decisiva, con Mazzone che ha fatto vedere dei colpi interessanti, ma Barbagallo ha resistito e anche controreplicato, e allora vanno ad abbracciarsi così due pugili, con il match che si è acceso proprio in questa terza ripresa dopo le prime due, con qualche piccolo vantaggio per Mazzone. E allora manca solo il verdetto degli arbitri, con Barbagallo che però ha subito qualcosa di troppo nel terzo round. Vediamo quale sarà però il verdetto dei giudici. Con Barbagallo che è già pronto al centro del ring, si avvicina anche Ivan Mazzone, che lui è stato tra i protagonisti. Barbagallo
Barbagallo si porta a casa il match con il verdetto degli arbitri ai punti. Festeggia il pubblico di casa, festeggia Barbagallo e si porta a casa il match. Non sono bastate le schermaglie nel terzo round con Mazzone, che ha provato in tutti i modi a recuperare, con Barbagallo che si porta a casa il suo match. Allora per noi una brevissima pausa, ma poi si ritorna subito qua per il prossimo incontro e il quarto della serata. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Ed eccoci ritornati in diretta da Porto Torres per questo quarto incontro della serata. All'angolo rosso Giulio Marras, Boxing Club Sassari, dall'altra parte Federico Cherchi, ASD Wheelchair Box. Elite 64 kg è il quarto incontro della serata, con i primi tre hanno visto vincere Pietro Sanna per la categoria junior 55 kg contro Alessandro Cafaro, e poi Nicola Marras del Boxing Club Cagliari nel secondo match Elite 57 kg, che ha battuto Cosmin Ciocca Alexandru, e poco fa dell'ASD Turris Martellini Antonio Barbagallo, che ha battuto Ivan Mazzone del Box Ozieri Torre Dettori. Adesso il quarto incontro in attesa dei match clou Italia-Svizzera, che saranno a seguire gli ultimi 5 incontri. Ancora da goderci questo incontro. Ancora molto attivi questa prima ripresa. Ancora fuori misura il tentativo di attacco da parte di Marras. A vuoto anche Cherchi. Ancora lo scambio, vanno a legare due pugili. Ancora lo scambio con il tentativo al volto di Cherchi.
Ultimi 10 secondi di questa prima ripresa con adesso l'ottimo destro di Marras. Va a far sentire il suo destro all'avversario. Finisce qua la prima ripresa tra Giulio Marras, ricordiamo Boxing Club Sassari, contro Federico Cherchi, angolo blu, l'SD Wheelchair Box Elite 64 kg. Anche qui le 3 riprese da 3 minuti con Marras. Si è fatto sentire. Si riparte con la seconda ripresa. Ancora lo scambio tra i due. Prova ancora il suo destro Marras. Sempre a lavorare dal centro del ring. Match grandi, molte attese, con i due pugili che non vogliono abbassare la guardia. Qua entra a dare fastidio con il destro Cherchi. Prova con una serie di destri Marras. Ancora al centro del ring, prova ancora Marras con Cherchi a staccarsi dal suo avversario. Prova ancora lo scambio Cherchi, però tiene sempre alta la guardia Marras, che poi prova lo scambio con l'1-2, però non trova il bersaglio grosso. Si divincola in qualche modo Cherchi. Si può riprendere con ancora Cherchi che prova gli ultimi secondi di questa ripresa. Lo scambio ancora Cherchi e poi finisce qua la ripresa con i due pugili che tornano nei loro angoli. Tanto nell'attesa con l'attesa della parte clou di questa serata, con la gente di Porto Torres che si è assiepata in massa vicino al ring per seguire questi match, questi incontri che poi porteranno all'avvicinamento tra
i match clou della serata tra Italia e Svizzera, con i 5 incontri. Ed ecco qua la terza ed ultima ripresa di questo quarto incontro di avvicinamento alla parte clou dell'evento di questa sera. Ancora lo scambio con Kerchi che prova a farsi vedere. Lavorare al corpo e poi prova anche ad alzare verso il volto di Marras, riesce a tenere bene la guardia. Match i due stanno cercando di trovare i punti deboli dell'avversario, buone le difese, pochi colpi a segno per entrambi. Sempre la mobilità di Marras. Ancora lo scambio dal centro ring. Arbitro che va a tenere a distanza i due. Ancora si riparte dopo lo stop momentaneo dell'arbitro con Kerchi che prova a tenere sull'iniziativa. Marras è sempre pronto a rispondere, però due pugili che faticano a trovare i bersagli. Adesso ci prova Kerchi. Ora col sinistro, sempre Kerchi. Ultimi 10 secondi, è ancora Kerchi che prova con il destro e poi Marras che prova a replicare questi ultimi scappoli di match, che finisce così con i due pugili che vanno ad abbracciarsi e a concludere questo match tra Giulio Marras, Boxing Club Sassari, contro Federico Kerchi, SD Wheelchair Box. Adesso la parola ai giudici per il verdetto della serata, con i due pugili che adesso andranno al centro del ring in attesa del verdetto. Attenzione, annunciamo il verdetto, incontro pari. Ed è incontro pari, né vincitori né vinti. In effetti era difficile trovare chi dei due potesse vincere questo incontro, con un match molto trattenuto, difficile trovare i varchi giusti per il bersaglio grosso per i due pugili. E allora finisce in parità il match numero 4 della sera tra Giulio Marras e Federico Kerchi, e intanto fra pochi istanti il quinto match della serata, quello tra Francesco Porcu e Mattia Spada, che andrà a chiudere questa fase di pre-match prima del clou tra Italia e Svizzera, con i 5 incontri clou della serata di questo
Summer Sesa Boxing Group, il primo memorial grazie a Bicchetto, con grande 2 giorni di box qui a Porto Torres, sfida tra i pugili d'Italia e Svizzera questa sera, e poi domani sempre sul ring di Piazza Garibaldi tante altre sfide, quelle del settore giovanile della Sesa Boxing, circa 20 atleti, varie categorie dai 5 ai 12 anni. Un'altra grande giornata anche per domani, ma intanto già da questo scorcio potete notare quanto c'è stata la risposta di Porto Torres per questo evento organizzato proprio dalla società Sesa Boxing di Porto Torres, questo meeting internazionale con 5 match dilettanti tra atleti emergenti di queste 2 nazionali di Italia e Svizzera. Nel frattempo adesso si chiude con questo quinto match fuori programma, migliori pugili della categoria, e questa a chiudere la serata per questi match fuori programma. All'angolo rosso Francesco Porcu dell'SD King George Box, all'angolo blu invece Mattia Spada dell'SD Turris Martellini di Porto Torres. Gioca in casa anche Mattia Spada, e giochi in casa si sente anche dagli applausi del pubblico. Angolo blu per lui. E allora fra pochi istanti si parte con questo quinto match della sera, l'ultimo in previsione dei 5 main event tra Italia e Svizzera, che andremo a presentarvi fra pochissimo. E allora sarà da godersi adesso questo ultimo match dei match fuori programma. Ora i secondi e la prima ripresa. Si parte con la prima ripresa con Francesco Porcu e Mattia Spada. Subito attivo Spada, e prova. Prova a cercare il bersaglio Spada. Chiedono pazienza al pugile di casa i coach, gli allenatori di Spada. Ancora una fase di studio. Ultimi 10 secondi, 2 minuti, queste 3 riprese. E finisce qua il primo round tra Porcu e Spada. Con i 2 pugili che adesso vanno a parlare con i loro angoli.
Dicevamo, la categoria è la Junior 57 kg, il quinto match in programma questa sera. 11 secondi. Per la seconda ripresa. Si parte adesso con la seconda ripresa. Coraci prova Spada a farsi vedere attivo con Porcu, deve arretrare. Poi ci prova anche Porcu. Ancora a vuoto Spada con Porcu che tiene alta la guardia di difesa. Prova a entrare Spada ma non trova il bersaglio. L'incitamento da parte del proprio angolo. Tanto Porcu prova in uscita il sinistro, poi entra con il destro Spada a pizzicare il volto dell'avversario. Ultimi 10 secondi. E finisce anche questo round. I due pugili sempre molto attivi. Però anche qui non tanti colpi a segno in questi primi round. A decidere nella prossima ripresa. Secondi. Tutto pronto per questa seconda ripresa con Per la terza ripresa. i pugili che vanno a decidere tutto in questa ultima ripresa. Adesso prova Porcu a farsi vedere da subito, mentre è sempre molto attivo anche Spada. Adesso prende il centro del ring, prova a entrare anche con il destro a pizzicare Porcu che replica anche con le leve più lunghe. Ancora il tentativo di Spada con Porcu che deve indietreggiare.
Ancora gli interventi con lo scambio di spada. Sempre Porcu che prova a far valere le sue leve, prova a entrare anche Spada, va a vuoto però nel suo tentativo. Ultimi secondi di match e finisce qua con i due pugili che vanno nei loro angoli a raccogliere i complimenti e gli applausi dei propri angoli, con Francesco Porcu della King George Box di Cagliari, Mattia Spada della ASD Turris Martellini, la società di casa di Porto Torres, con adesso tutto nelle mani dei giudici. Il responsabile della Condotta Academy, Sassari, al tavolo della giuria. Grazie. Eccoli i due pugili al centro del ring, con il verdetto che è già arrivato nelle mani dell'arbitro, con i punti che portano Spada a vincere il suo incontro. E allora Porto Torres va ad abbracciare anche il suo secondo pugile vittorioso in questa serata. Questa volta è Mattia Spada a portarsi a casa il suo match, la categoria junior 57 kg. Anche Antonio Barbagallo, sempre dell'SD Turris Martellini, che aveva vinto in precedenza il suo di incontro per la società di casa. E intanto adesso si chiude anche questo quinto incontro in attesa dei prossimi match della serata. Altri 5 incontri. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa, ma state con noi, torniamo fra pochissimo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci ritornati per questo sesto incontro, è un sesto incontro ancora di match prima della parte clou della serata, con quelli che sono attesi fra pochi istanti. Siamo ancora sulla parte dei match fuori programma, con l'angolo rosso Marco Masia della Sesa Boxing, società che organizza questo evento, mentre dall'altra parte angolo blu Matteo Virdis Boxing Club Cagliari, la categoria Elite 69 kg, anche qua 3 riprese da 3 minuti ciascuna, con Masia e Virdis.
a vuoto Virdis. Masia che tiene il centro del ring, poi prova a cercare il bersaglio al corpo. Ancora Virdis prova al corpo, anche se Masia lo tiene all'angolo, anche Masia a lavorare al corpo del suo avversario. Virdis più alto, a Masia una grande mobilità, prova ancora con lo scambio destro-sinistro il pugile della Sesa Boxing, cercare ancora il volto, poi in uscita Virdis. Una grande mobilità di Virdis a girare nel ring, con Masia a tenere sempre il centro. C'è il tocco di Virdis, poi c'è il gesto di intesa. Tanto ultimi secondi di questa prima ripresa, ancora con lo scambio. Finisce qua il primo round tra Masia della Sesa Boxing contro Matteo Virdis, Boxing Club Cagliari. Il sesto incontro della serata ed è l'ultimo anche dei match fuori programma che poi apriranno la fase clou con i 4 incontri successivi a seguire tra parte internazionale, Svizzera, Italia. Allora si riparte ancora per la seconda ripresa. Ancora pronti Marco Masia, Matteo Virdis. Ancora prova Masia con l'iniziativa, sempre Virdis a divincolarsi, a girare molto sul perimetro. Tanto c'è un colpo che non può fare Virdis, così ha detto l'arbitro. Ancora con lo scambio prova Masia a cercare il bersaglio. Tanto Masia colpire, tenere chiuso sempre agli angoli il suo avversario. Virdis che va a cercarseli.
ancora con il tentativo del bersaglio al corpo. Virdis che va a segno adesso con il sinistro, poi anche Masia con Virdis in uscita, ancora con il sinistro e poi il destro. Adesso l'iniziativa di Virdis che mette giù il suo avversario, il bersaglio grosso, però l'arbitro lo richiama. Con l'arbitro che chiama vicino a sé Masia, c'è bisogno del sostegno del medico. Gesto di intesa per Masia con il medico. Intanto il richiamo per Virdis. Allora si può ripartire con i due che tornano, e allora ancora va subito con Virdis che viene richiamato ancora dall'arbitro, però Virdis era entrato bene su Masia, che adesso va a prendersi anche a rinfrescarsi dopo una fase un po' delicata e un po' difficile dell'incontro per lui. Con anche l'intervento dell'arbitro per segnalare alcune irregolarità da parte di Virdis, che però in questo secondo round si è fatto vedere molto bene. Si ha sentiti i colpi, Masia un po' in difficoltà nella seconda parte di questo round, con adesso gli allenatori che vanno a parlare proprio con Masia prima di questo terzo round e anche l'ultima ripresa del match. Questi match fuori programma con Virdis Boxing Club Cagliari contro Masia, la società di casa. Adesso Masia viene anche contato dall'arbitro la Sesa Boxing. Marco Masia incontrando un po' di difficoltà contro il suo avversario, che dalla metà della seconda ripresa ha preso l'iniziativa. Ancora a segno Virdis, prova a tenere la guardia, va anche al corpo Virdis, cerca in qualche modo di rispondere. Masia però va a vuoto, poi prova al corpo, adesso prova Masia a scuotersi, va anche a colpire l'avversario, cercare di scardinare la convinzione di Virdis, che si è presa, però è entrato anche con il destro Virdis. L'arbitro che va a fermare Virdis e ripartire questa terza ripresa. A vuoto con l'arbitro che va a fermare. Entra con il sinistro Virdis, ancora con il sinistro. Adesso Virdis consolida la sua ripresa anche col destro. L'arbitro va a segnalare ancora il colpo portato con la parte sbagliata del guantone da parte di Virdis.
con il destro, ancora Virdis con il gancio destro. Poi in uscita Masia prova a dare il colpo, la mobilità adesso del pugile dell'angolo rosso del boxing. Con il finale di questo match, un match combattuto tra i due pugili, tra Marco Masia della Sesa Boxing e Matteo Virdis del Boxing Club Cagliari. La categoria era Elite 69 kg di questo sesto match della serata, con Virdis si è fatto vedere diverse volte a bersaglio, un po' più in difficoltà Masia, ma è tutto nelle mani del verdetto dei giudici per decretare il vincitore di questo incontro, che va a chiudere la serie dei match fuori programma di questa serata, di questo evento della Summer Sesa Boxing 2022, proprio organizzato dalla società Sesa Boxing. Un evento che segna anche il primo memorial Maria Grazia Biccheddu, e fra poco, con i 4 match clou della serata di carattere internazionale, la sfida Italia-Svizzera, con i pugili che si giocano fra poco i loro incontri. Questa box internazionale, questo meeting match clou che vedranno impegnati fra pochissimo Filippo Minniti del team Eritu contro Jared Cacciola. Intanto il verdetto con l'incontro pari viene dato per i due pugili, e allora, nonostante i colpi messi a segno da Virdis, ma anche i tanti richiami da parte sua e l'ottima prestazione da parte del pugile della Sesa Boxing, finisce in parità anche questo match. È il secondo match che finisce oggi in parità. L'altro match finito pari era stato quello di Giulio Marras del Boxing Club Sassari contro Federico Cherchi della SD Wheelchair Box, mentre adesso pari finisce anche l'incontro con Marco Masia della Sesa Boxing e di Matteo Virdis della Boxing Club Cagliari. E allora in parità quest'altro incontro, e allora fra pochissimo si parte con i match clou della serata. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, ma attenzione, fra poco si accendono i riflettori ancora di più di questa serata di grande box. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. E allora siamo tornati in diretta per questa serata con il ring che adesso vede la presentazione del Summer Sesa Boxing Group. Sul ring adesso il sindaco di Porto Torres per un ricordo per Maria Grazia Biccheddu. Non da sindaco ma da amico di Maria Grazia, che ci manca il suo sorriso, la sua serenità e la sua capacità di trasmettere forza sempre, anche quando di forza ne aveva bisogno lei. Una grande donna e una turitana dopo. Oggi si sarebbe divertita e vi avrebbe abbracciato certamente tutti. Divertitevi e grazie della vostra presenza.
Grazie per le parole del sindaco. E adesso Ecco quindi le parole del sindaco di Porto Torres. E adesso con l'ingresso sul ring di Pietro Pintadu e di Salvatore Erittu, gli insegnanti con presentazione di questa serata con Salvatore Erittu e Pietro Pintadu. Adesso questo sarà un momento di ricordo di Maria Grazia Bicheddu con il fratello Paolo che sta per salire sul ring in questo momento di ricordo, di emozione, con il saluto appunto insieme a Paolo anche la sorella Anna, con questo fuori programma con i due insegnanti che daranno una targa ricordo proprio per la famiglia di Maria Grazia, con la targa data proprio dalla Sesa Boxing Group. Ed ecco la consegna della targa anche con il sindaco Massimo Mula di Porto Torres che andrà a consegnare questo ricordo per la scomparsa di Maria Grazia alla sua famiglia. Eccoli tutti sul ring, un momento di ricordo ed eccolo qua l'applauso per Maria Grazia Bicheddu. Questo è l'omaggio della Sesa Boxing Group e del team Vittorio Lippu alla famiglia di Maria Grazia Bicheddu. Ed ora tutti insieme rivolgiamo lo sguardo verso il maxi schermo per seguire attentamente le immagini suggestive. E allora proviamo anche noi a fare un piccolo zoom finché ci si riesce nel maxi schermo, vediamo se si riesce a inquadrare un ricordo di Maria Grazia.
Ed ecco qui il ricordo di Maria Grazia Bicheddu con la famiglia sul ring, le tante persone accorse stasera nella piazza del centro di Porto Torres per questo evento di stasera, ma anche il ricordo di Maria Grazia Bicheddu che continua. Per aver contribuito alla riqualificazione di Piazza Garibaldi con l'apertura del parco. Allora, prego un minuto di raccoglimento, grazie. Un minuto di raccoglimento per il ricordo di Maria Grazia Bicheddu. Ed ecco l'applauso della piazza di Porto Torres, una piazza che anche grazie a Maria Grazia è stata riqualificata, è stato un momento importante. Adesso con la commozione visibile della sorella, anche due parole per lei. La sua sorella, per la sua grande forza in Europa, per la sua chiacchiera infinita già dalle prime ore del mattino e per il suo farsi voler bene. Ringrazio Pietro, Antonello, tutta la Sesa Boxing Team Elite per aver organizzato questo torneo internazionale e averlo dedicato a mia sorella, e sono sicura che ne sarà felicissima. Con questo memorial volevamo cogliere l'occasione per fare una raccolta fondi per il reparto di patologia chirurgica dell'azienda ospedaliera di Sassari, diretta dal professor Fabrizio Scognamillo, e da tutto il suo staff di OSS e infermieri che si hanno preso tanta cura di lei. Vi volevo ringraziare già da ora per la vostra gratitudine, e vi auguro buona serata e grazie a tutti per essere qua. E allora Sindaco, Enrico, Pietro, Renato, Colombo, adesso vi preghiamo di lasciare il ring perché il cerimoniale continua con le presentazioni delle delegazioni Sanremo e Svizzera. E allora finisce qua questa fase di ricordo di Maria Grazia, e quindi si andrà adesso con la parte, si ritorna con la parte sportiva, con i match di pugilato Italia-Svizzera, Sardegna-Svizzera, con la delegazione della Svizzera che per prima salirà sul ring per ospitalità. Gli ospiti entrano prima l'ora con i loro team leader Giovanni Laus e Giuseppe Canneto, che guidano la delegazione della Svizzera con questo primo memorial Maria Grazia Bicheddu, organizzato appunto dalla Sesa Boxing, con i pugili della Svizzera che stanno per salire sul ring, con Yared Cacciola, Hossein Ouadri Mohamed, poi Sheikh Tariq e Tiago Pugno. Eccoli qua con i due team leader Laus e Cannetto, con l'ingresso, eccoli, dei pugili
che poi si sfideranno fra pochi istanti con i pugili italiani, i pugili sardi, ed eccoli a salire sul palco, sul ring, con la bandiera italiana e quella della Sardegna, guidati invece dai team leader italiani Antonello Loi e Tore Eritu, con eccoli di spalle i pugili italiani. Il signor Antonio Malogna, già arbitro internazionale AIFA. Anche la presentazione degli arbitri. Già arbitro nazionale da Porto Torres. Eccoli. Il signor Riosa Angelo, già arbitro nazionale da Cagliari. Gli arbitri internazionali da Porto Torres, Cagliari e Sassari, con adesso il momento dedicato agli inni nazionali. E allora il primo è quello della Svizzera. Eccolo l'inno della Svizzera con i 4 pugili già schierati e il loro team leader, e adesso l'inno italiano. Ed eccolo anche l'applauso per l'inno italiano, con le due squadre che si scambiano il saluto, si scambiano anche le posizioni. Ecco, così vediamo anche in faccia i nostri pugili, eccoli dopo gli inni, adesso anche i saluti, e adesso
È quasi tutto pronto per i combattimenti con i pugili delle ed eccoli i due saluti per le due delegazioni, le due squadre Italia e Svizzera, con i 4 pugili che vanno adesso a prepararsi per gli incontri. Allora noi ci fermiamo per qualche istante prima di ritornare appena saranno pronti con i prossimi match, e sono quelli clou Italia-Svizzera, con le due delegazioni che poi scenderanno sul ring qui a Porto Torres. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ed eccoci ancora ritornati con la preparazione delle due delegazioni. Nel frattempo 2 assessori della giunta comunale di Porto Torres per salutare un altro pugile. E qua la presentazione per il vincitore della medaglia d'oro per la categoria 52 kg dei giochi del Mediterraneo del 2022. Eccolo il saluto di Federico Salva con l'abbraccio. Eccolo Federico Serra con la medaglia d'oro portata, la promessa del pugilato sardo. E allora serviva anche la sua partecipazione a questo evento per un'importante presenza, per una importante manifestazione che ha dato già spettacolo in questi primi 6 incontri della serata. Adesso con i 4 match clou, quelli Italia-Svizzera, adesso questa è la targa che viene data a Serra. Intanto eccoci qua con la targa ricordo per Federico Serra, con gli applausi della piazza di Porto Torres gremita per questo evento organizzato dalla Sesa Boxing, che ancora fa brillare il pugilato con non solo un evento internazionale come quello che si sta per svolgere fra pochi istanti con i match tra Italia e Svizzera, Sardegna e Svizzera, ma anche per i match che sono stati disputati finora. E qua il saluto dell'assessore del comune di Porto Torres. Lo abbiamo accolto veramente con grande emozione e con grande gioia per aver riportato a Porto Torres questo importante titolo. Lo ha fatto in un'annata particolare, i 10 anni dalla scomparsa di Roberto, che ricorderemo quest'anno con il memoria ad ottobre, e non poteva esserci 50 migliore che ricorderemo a Porto Torres grazie a cuore e a tutti.
Massimiliano, se più attento, segue il pugilato, quindi ci vedremo ancora, l'amministrazione sarà ancora vicina per il bel mondiale di Alberto. Sì, grazie, lo vedremo ancora per il mondiale di Alberto, stiamo già organizzando il tutto e speriamo che parteciperanno le palestre sempre. È la cosa più importante, è la cosa più unire tutti. E allora, mentre ancora continuano per i saluti con Federico Serra, che lascia adesso il ring insieme agli assessori della giunta comunale, e nel frattempo adesso è quasi tutto pronto per gli ultimi 4 match, che sono i match clou Italia-Svizzera. Pronto Filippo Minniti del team Erittu contro Jared Cacciola del BC Locarno. Junior 54 kg è la categoria, le riprese saranno 3 per 2 minuti ciascuna, poi a seguire mancavano anche gli altri importanti pugili, quelli sardi, Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Italia per il suo match contro Sein Wadi Mohamed del BC Riazzino, e poi ancora Gabriele Cau dell'SD Elmas Box contro Tariq Seik del BC Locarno. A chiudere Jonathan Rubino della King George Box contro Tiago Pugno della Boxing Club Riazzino, sempre Svizzera anche lui. Sono 4 questi match clou tra i combattimenti da non dimenticare. Giuseppe Nardi della Sesa Boxing categoria 57 kg e proprio Filippo Minniti categoria 54 kg Boxing Team Erittu, entrambi i pugili che approderanno sul ring qua stasera con il titolo di campioni regionali in carica. E allora è quasi tutto pronto ancora per questo match, il primo match importante con Filippo Minniti, proprio lui con Cacciola Jared, angolo blu per la Svizzera, angolo rosso per Italia ma anche Sardegna, perché sono tutti pugili made in Sardinia. E il primo è proprio quel Filippo Minniti di cui parlavamo, anche lui, dicevamo, insieme a Giuseppe Nardi, allora, titolo in tasca di campioni regionali. E allora ci siamo per questo primo match. Allora si vedrà tanto spettacolo per questi incontri. Minniti contro Cacciola. Sempre molto movimento, subito a prendersi il centro del ring il pugile di casa italiano. Prova con il montante che va a vuoto, poi Cacciola prova a farsi vedere. Provano lo scambio ancora a fase di studio, questa iniziale per i due pugili Minniti e Cacciola. Prova con il destro proprio il pugile svizzero. A vuoto i tentativi di Minniti. Ultimi 10 secondi, tanto Cacciola prova a entrare con il destro e poi Minniti con il movimento proprio del pugile svizzero finisce qua il primo round. Più che altro di studio
ancora non hanno trovato grandissimi colpi, seppur comunque i tentativi ci siano stati da parte di entrambi. Eccolo l'angolo rosso, l'angolo di Minniti, il pugile bandiera italiana che va a prendersi le indicazioni del suo angolo, dei suoi tecnici. Adesso l'arbitro a richiamarli al centro del ring per ripartire con il secondo round. Prova a farsi vedere subito Minniti e poi a chiedere anche l'intervento dell'arbitro per qualche azione irregolare. Prova a entrare ancora Cacciola. Poi Minniti. Movimento di Cacciola per non dare riferimenti al suo avversario, grande fisicità. Minniti invece a studiare con attenzione i movimenti del suo avversario, cercare punti vulnerabili. Tanto ci prova anche con il destro Minniti. E prova con il destro a entrare Minniti, l'ha sentito per un attimo Cacciola, finito verso l'angolo. Ultimi 10 secondi alla fine del round, ma si prosegue ancora con tentativo di iniziativa di Minniti che va ancora con il sinistro e poi finisce la ripresa con un buono scambio provato da Filippo Minniti, ricordiamolo, team Eritu. Per Jared Cacciola comunque grande movimento, tiene bene il ring anche il pugile del Boxing Club Locarno, che porterà sul quadrato anche un altro pugile fra due incontri, Tariq Seik. E intanto per il team di Locarno c'è Cacciola che deve vedersela con il pugile italiano Filippo Minniti del team Eritu, che ha affrontato bene soprattutto la seconda ripresa. E allora si riparte con il terzo round, l'ultimo per questo match, e prova Cacciola subito a uscire dal suo angolo con tutte le energie possibili per provare a portarsi a casa il match. Minniti ha cercato di stare attento a non prendersi subito l'iniziativa del suo avversario. Adesso torna a mettersi al centro del ring il pugile all'angolo rosso, pugile italiano. Vuoto Cacciola con il sinistro. Sempre la mobilità di Cacciola per cercare di muoversi sul perimetro.
a vuoto Minniti, sempre molto mobile il pugile svizzero. Che va a prendersi però il gancio sinistro di Minniti, e poi anche Cacciola ci prova il destro. Ancora Minniti che prova a chiudere nell'angolo il suo avversario. Ultimi 10 secondi alla fine dell'incontro, con Cacciola che ha provato il tutto e per tutto nell'iniziativa, con Minniti che va a controllare il suo avversario, lega e poi finisce qua il primo combattimento di queste 4 match clou della serata. Si chiude il primo tra Filippo Minniti del team Erittu, mentre per Jared Cacciola per il Boxing Club Locarno a chiudere questo primo match. A seguire altri 3 per la sfida Italia-Svizzera, Sardegna-Svizzera, con il pugile italiano carico invece a parlare ancora con il suo angolo Cacciola. Adesso richiamati al centro del ring per il primo verdetto di questi match clou della serata. Il pugile dell'angolo rosso E vince Minniti ai punti, con il pugile italiano che si porta a casa il primo match della serata. E allora Filippo Minniti vince il suo incontro contro appunto Jared Cacciola. E allora fra pochi istanti si ritornerà per il secondo dei 4 match della sera. E allora una piccola pausa per noi nell'attesa di vedere il prossimo match. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci di nuovo in diretta da Porto Torres per il secondo incontro di questo match clou della Summer Sesa Boxing 2022 con il pugile di casa della Sesa Boxing, la società che organizza questa importante manifestazione, Giuseppe Nardi, angolo rosso, e lui il pugile italiano sardo che se la dovrà vedere con il pugile della Svizzera Hossein Wadri Mohammad del Boxing Club Riazzino. E questo è il secondo
match della serata per il match clou con la categoria junior 57 kg. Anche qui 3 riprese per 2 minuti ciascuna con Giuseppe Nardi in l'angolo rosso. Ed eccolo qua la prima ripresa che parte tra Nardi e Hussein Mohammad, con il pugile della Sesa Boxing che mette subito al centro. Ricordiamo, poco fa Filippo Minniti del team Eritto ha portato a casa il primo incontro per l'Italia contro la Svizzera in questa riunione internazionale. Ancora l'ottimo scambio, l'ottima mobilità anche per Nardi, con Mohammad che Hussein spesso a vuoto i due pugili. Ancora attivi i due pugili al centro del ring. Prova Mohammad, c'è la risposta subito pronta di Nardi. Prova Mohammad 2 volte, Nardi cerca di svicolarsi. Ultimi 10 secondi di questa prima ripresa con Mohammad che prova a farsi vedere, molto attivo, e finisce qua il primo round tra i due. Dicevamo anche l'importanza di questo match anche per Giuseppe Nardi. Anche lui, come Filippo Minniti, sono due pugili che hanno in tasca il campionato regionale, li possono portare sul ring, anche fregiarsi questo traguardo raggiunto. Questa giovanetta, ancora tanta strada per loro nella box. Sono anche questi appuntamenti importanti per crescere, per confrontarsi con pugili che arrivano dall'estero in questa manifestazione, questo meeting internazionale che mette a confronto i pugili Italia e Svizzera, Sardegna e Svizzera. Adesso Giuseppe Nardi sul ring contro Uwadri Mohammad Hussein. Entra Hussein con il destro, prova a rispondere Nardi. Non è facile inquadrare la figura di Hussein che si muove tanto, si abbassa anche molto. Qua c'è il richiamo da parte dell'arbitro. Prova a entrare Nardi adesso. Hussein 2 volte prova a trovare la figura, c'è anche il richiamo da parte dell'arbitro per aver colpito con la parte sbagliata del guantone. Prova anche con il sinistro il pugile svizzero.
Nardi reagisce, va anche con il destro sul volto, poi c'è anche Hossein che trova la figura, adesso lo scambio tra i due, poi lega nel modo sbagliato Hossein, il richiamo dell'arbitro. Ultimi 10 secondi. E finisce qua il round tra i due. No, a cercare anche un po' di refrigerio, nonostante sia una buona serata con livello climatico qui a Porto Torres per questo meeting serale con la calura dei giorni scorsi che ha un po' lasciato l'isola, e quindi tempo perfetto per questo incontro, per questi match. C'è stata anche una grande risposta da parte del pubblico, con la piazza gremita a cercare di godersi questo spettacolo dei 6 match fuori programma e di questi 4 match clou del meeting internazionale. Terza e ultima ripresa tra questi due pugili, Nardi per l'Italia e Hossein per la Svizzera, con all'angolo rosso Nardi che adesso va a trovare anche il bersaglio al corpo, con la grande mobilità del pugile svizzero, si muove tanto senza lasciare grandi punti di riferimento per i colpi del suo avversario, che adesso prova a studiare ancora la tattica giusta, con Hossein che continua a essere sempre insidioso nei suoi colpi. Entra 2 volte Nardi, poi adesso lo scambio ancora destro-sinistro di Nardi e costringe il suo avversario a legare, anche abbassarsi troppo. Lo scambio che è andato a buon fine da parte del pugile italiano. Tiene sempre chiusa la guardia Hossein per non lasciare il bersaglio al suo avversario. Prova ad affondare anche Hossein, ultimi secondi anche Hossein con il destro, e poi Nardi torna indietro, poi prova anche con il sinistro, ultimi tentativi di Hossein con Nardi che tiene bene, e poi si chiude qua il match tra Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group di Porto Torres contro Quadri Mohamed Hossein del Boxing Club Riazzino. La categoria era Junior 57 kg e allora anche qui, come in precedenza, saranno i giudici a decretare chi sarà il vincitore di questo incontro. Ecco il verdetto. Vince il pugile dell'angolo rosso Giuseppe Nardi. Per i giudici è lui il vincitore, ha fatto più del suo avversario, per lui i colpi
più efficaci, con Hossein che comunque esce soddisfatto dal ring. Ancora più di lui il pugile nostrano Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group, che va a portarsi a casa il secondo match, ancora pannaggio dei pugili della delegazione italiana, che vanno a chiudere anche questo incontro con la vittoria, prima di Minniti e poi adesso di Nardi. E allora ancora un breve stop ancora per noi, ma fra poco il terzo dei 4 incontri della serata. Eccoci ritornati di nuovo in diretta da Porto Torres per il terzo match clou di questa riunione internazionale valida, organizzata per la Summer Sesa Boxing 2022, il primo memorial dedicato a Maria Grazia Bicheddu, con la Sesa Boxing Group che ha organizzato questa giornata di grande box. Adesso siamo al terzo dei 4 incontri clou Italia-Svizzera, con i primi 2 incontri di Filippo Minniti e Giuseppe Nardi, che hanno portato a casa i loro incontri rispettivamente contro Jared Cacciola e Waridri Mohamed Hossein, i 2 pugili svizzeri. Adesso sono sul ring pronti nell'angolo rosso Gabriele Cau dell'SD Elmas Box. Dall'altra parte Sheikh Tariq per il Boxing Club Locarno, il boxer svizzero con l'angolo blu, che sta sistemando i guantoni con l'arbitro Azzori già pronto a controllare i guantoni dei 2 pugili, con dicevamo Gabriele Cau dell'SD Elmas all'angolo rosso. Per loro la categoria junior 75 kg per i 3 round da 2 minuti, anche questi per questi 2 giovani pugili che andranno adesso a combattere per questo terzo incontro. Ed eccola qua la prima ripresa, con i 2 pugili che si scambiano il gesto di intesa, e adesso si parte con il match. Subito attivo all'angolo rosso il pugile italiano. Va a vuoto Cau, però sempre molto attivo. Adesso prova con il destro. Ancora prova con il destro Cau, poi prende anche il colpo di Sheikh. Ancora gli scambi dei 2 pugili si incrociano, si può ripartire ancora. Ultimi 10 secondi, va a vuoto Cau. E finisce qua la prima ripresa, sostanzialmente senza grandi colpi tra i 2 pugili. Hanno provato forse a studiarsi un po' in questa fase del match. La prima ripresa con Cau, angolo rosso per il pugile della società Elmas Box, sempre per Locarno, Boxing Club Locarno. Tariq Sheikh con l'angolo blu, per lui
un match per provare a riscattare i primi 2 incontri. Secondi. Con la Svizzera, che ha dovuto lasciare ai 2 pugili italiani i primi 2 match, qui Erittu e Nardi, che si sono, con Minniti e Nardi, che si sono portati a casa i loro match. Adesso subito Kau uscire dal suo angolo molto attivo, provare ad attaccare subito l'avversario. Adesso uno scambio con colpi anche per Seik. Tiene bene Kau. Ancora lo scambio con lamenta Seik, colpo alla nuca. Legano ancora una fase non pulitissima del match, altri 10 secondi alla fine di questo secondo round. Ancora Seik a lamentarsi dell'avversario e finisce qua anche l'altra ripresa, anche questa senza grandi emozioni per i 2 pugili, che adesso vanno a sedersi per rinfrescarsi e per raccogliere i suggerimenti dei loro angoli con i tecnici che stanno dando indicazioni. Anche il pugile di Elmas va a prendersi proprio le indicazioni del suo team, il suo allenatore dà suggerimenti, oltre che rinfrescare il suo pugile. Pronto per questa terza ripresa che andrà a chiudere anche questo match. Altri 2 minuti per capire chi ne avrà di più dopo 2 primi round che non sono stati particolarmente attivi per entrambi. Intanto adesso entra bene Kau con il destro, poi va basso con la testa, viene anche redarguito dall'arbitro per alzare il capo. Intanto qua prova anche a divincolarsi, poi con il sinistro voleva approfittarne Seik. Ancora un'altra fase con Seik, che adesso prova a entrare con il sinistro e poi con il destro Kau prova a replicare. Ancora con il tentativo che non va a buon fine. Ancora lo scambio con Seik, che poi va a prendersi anche il colpo a parte di Kau.
Siamo agli sgoccioli di questo match, con il verdetto dei giudici che si avvicina. Intanto Kau prova a dare l'ultimo colpo di coda al combattimento e finisce qua per chiudere questo match, dicevamo, tra Gabriele Kau della ASD Elmas Box, dall'altra parte Tariq Sheikh del Boxing Club Locarno. I due pugili che vanno a salutarsi in centro ring. A chiudere questo match, e allora ancora una volta il verdetto per i giudici che finora nei primi due match hanno dato ragione ai pugili italiani. Ci vorrà un po' più di lavoro per decretare in questo. I verdetti che sono arrivati all'arbitro, e adesso per la comunicazione ufficiale del verdetto di questo terzo incontro, il penultimo. E vince il pugile dell'angolo rosso, con il pugile italiano, con Sheikh, che non è particolarmente convinto di questo verdetto. Lascia il ring un po' deluso dal verdetto degli arbitri e dei giudici. Dall'altra parte invece i festeggiamenti per Kau, scusate, che si porta a casa il match. E allora terzo match che va al pugile italiano, e allora tutto nelle mani dell'ultimo incontro, che sarà qui a breve a chiudere la lunga serata dedicata alla box qui da Porto Torres. Allora un'altra piccola pausa per noi, ma si ritorna qua per l'ultimo match della serata. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci ritornati in diretta, eccolo qui l'ultimo match della serata, il match che vale per la categoria Elite 60 kg. I due pugili non hanno le protezioni, sono per l'angolo rosso l'italiano Jonathan Rubino dell'ASD King George Box di Cagliari, dall'altra parte Tiago Pugno del Boxing Club Riazzino. Sono la categoria Elite 60 kg con i due pugili Rubino e Pugno, che adesso andranno a chiudere questa serata dedicata a questa importante riunione pugilistica organizzata per il primo Memorial Maria Grazia Bicheddu qui da Porto Torres. Va a chiudere proprio questo match con due pugili più esperti rispetto a chi li ha preceduti, seppur anche loro giovani ovviamente. E allora 60 kg la categoria Elite, con Rubino subito attivo, Pugno che prova a entrare al corpo, va con il destro, colpire Rubino. Molto movimento anche per Rubino. Va ancora con lo scambio destro-sinistro a cercare di bucare la guardia di Tiago Pugno. Ancora Rubino a vuoto, Pugno con il destro. Ancora un intervento dell'arbitro
Prova con il sinistro 2 volte Pugno. Tanto l'arbitro che va a parlare con i due. Ancora Pugno che tiene vicino alle corde Rubino. Ancora l'intervento dell'arbitro a riportare al centro i due pugili. Ancora Pugno a tenere attaccato alle corde Rubino. Sempre l'intervento dell'arbitro e finisce qua la prima ripresa, la prima delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Per questo ultimo match della serata di questo primo memorial dedicato a Maria Grazia Bicheddu, l'organizzazione ancora una volta perfetta della Sesa Boxing Group. Con i due pugili che adesso hanno parlato con i loro angoli per questo, dopo questo primo round resta ancora tutto in bilico, altri 2 per chiudere il match e ancora da capire tutto in questa seconda ripresa con Tiago Pugno che va a farsi vedere subito, fermato anche subito dall'arbitro, Jonathan Rubino che prova a trovare l'avversario che tiene sempre l'iniziativa, si lancia sul suo avversario Pugno. Ancora nell'angolo ancora Pugno, prova con il destro, ancora prova con la serie di colpi adesso Rubino dopo il break di Tiago Pugno. Non sono comunque ancora colpi particolarmente efficaci quelli dei due pugili. Questo ci ha provato Rubino che è entrato un attimo nella guardia, poi Pugno prova a replicare. Sempre guardia alta Pugno rispetto a quella di Rubino. A muoversi tanto il pugile italiano. Tanto siamo nella parte finale di questo secondo round e finisce anche il secondo round con la sfida che resta comunque aperta
tra Jonathan Rubino e Tiago Pugno. Ancora le ultime indicazioni da parte dei tecnici per questa parte finale del match, dell'incontro e della serata di box per questa manifestazione. Tutto pronto anche per questo terzo e ultimo round, ultima ripresa tra Tiago Pugno e Jonathan Rubino a decidere il vincitore di questo incontro, il quarto incontro di questa riunione internazionale. Dopo i match fuori programma, i 6 combattimenti che hanno preceduto questi 4 incontri Italia-Svizzera, Sardegna-Svizzera, con i primi 3 incontri andati ai pugili italiani, adesso con Rubino che trova comunque un avversario ostico, questo Tiago Pugno che sta comunque mettendo una buona box nonostante Rubino abbia trovato ancora uno scambio con il destro, però anche Pugno a rispondere. Adesso lo scambio tra i due con Rubino ancora schiacciato sulle corde. Tanto c'è il colpo che va a segno. Ancora con Rubino che prova a muoversi tanto e poi Pugno con cercare il colpo sul corpo dell'avversario. Allo scambio sempre con Rubino alle corde, con Pugno che prova con il destro adesso a lavorare ancora con il sinistro, chiude la guardia a Rubino, però sta subendo adesso il pugilato del suo avversario svizzero che cerca i colpi vincenti adesso anche al corpo, con Rubino che si muove tanto adesso per stare più lontano dalle corde. Va a lavorare col jab Rubino. Ultimi secondi dell'incontro ancora con i due pugili che provano a trovare gli ultimi colpi, ma finisce qua l'incontro con i due che si abbracciano, che finisce con il verdetto che sarà decretato ancora ai punti per l'incontro di Jonathan Rubino contro Tiago Pugno. I due della ASD King George Box di Cagliari e della Boxing Club Riazzino. Ricordiamo, il match era valido per la categoria Elite 60 kg con i due pugili che adesso vanno al centro del ring per decidere, per capire chi dei due ha vinto.
incontro pari, e allora finisce così con il pareggio tra i due pugili. In effetti non c'era stata una prevalenza, una predominanza da parte dei due pugili, e allora per i giudici il verdetto è un verdetto di parità. E allora così va a chiudersi anche questo incontro, che era il quarto per la parte clou dell'incontro, con il pareggio che ha visto il pugile della società cagliaritana Jonathan Rubino contro Tiago Pugno. E allora con queste immagini, con il ring di Porto Torres, che va a chiudere questa giornata di oggi con le premiazioni che andranno a susseguirsi per tutto il resto della serata. E allora, dopo questi incontri, allora per noi da Directa Sport è tutto da Porto Torres per questo Summer Sesa Boxing 2022, per il primo Memorial Maria Grazia Biccheddu. E allora un saluto da Directa Sport e a presto con il grande sport e il grande pugilato.